Lotto da sempre per l'uguaglianza tra uomini e donne e continuerò a farlo, come donna e come politica, ma in alcuni casi è importante evidenziarne le differenze. Mi riferisco all'ambito della medicina, un settore che purtroppo è stato sviluppato nei secoli a misura d'uomo e non di donna. Tradizionalmente, infatti, la ricerca in campo medico è stata condotta riferendosi a un corpo tipo maschile, pensando poi di poter applicare tutti i risultati anche alle donne, senza tener conto delle differenze fisiologiche esistenti. Negli ultimi 20 anni le ricerche in questo campo hanno dimostrato senza ombra di dubbio che le donne non sono uomini in formato ridotto, ma organismi con proprie peculiarità. Molte malattie comuni a uomini e donne presentano molto spesso differenti incidenze, sintomatologie e gravità. Uomini e donne possono presentare inoltre una diversa risposta alle terapie e reazioni anche avverse ai farmaci. Anche l'accesso alle cure presenta rilevanti disuguaglianze legate al genere. Eppure, nelle fasi iniziali di uno studio su un farmaco, quelli sulla sua sicurezza, le donne non superano il 20-25% delle persone coinvolte e il dosaggio nella sperimentazione clinica viene definito su un uomo del peso di 70 kg. Come sapete, il Parlamento europeo segue da vicino la tematica della salute e della lotta al cancro. In campo oncologico sono state descritte molte differenze di genere, tuttavia le donne rimangono ancora sottorappresentate nelle sperimentazioni cliniche, dove costituiscono solo il 38,8%. Recentemente studi epidemiologici hanno evidenziato significative differenze di genere nell'incidenza del cancro, nell'aggressività, nella progressione, nella prognosi e nella risposta alla terapia, inclusa l'immunoterapia in molte tipologie di tumori comuni ai due sessi. Un altro settore della medicina che spesso viene sottovalutato è quello dei disturbi psichici. L'esposizione maggiore delle donne a certi eventi e a situazioni di vita fortemente stressanti, come per esempio la violenza sia fisica che sessuale o psicologica, è fortemente correlata come fattore di rischio a patologie tipicamente più frequenti nelle donne, come la depressione, un disturbo post-traumatico da stress d'ansia o di panico. Per offrire una risposta efficace serve la visione trasversale offerta dalla medicina di genere, come definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una necessaria e doverosa dimensione interdisciplinare della medicina che studia l'influenza del sesso e del genere su come si instaurano le patologie, quali sono i sintomi, come si fa prevenzione, diagnosi e terapia negli uomini e nelle donne. L'Italia nel 2018 è stato il primo paese in Europa ad approvare una legge che garantisce l'inserimento del genere in tutte le specialità mediche, nella sperimentazione clinica dei farmaci e nella definizione di percorsi diagnostico-terapeutici, nella ricerca, nella formazione e nella divulgazione a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini. Un primo passo essenziale, ma il cammino resta ancora lungo. Nel nostro paese sono ancora grandi le differenze tra le regioni e dentro l'Unione Europea le aspettative di vita o la possibilità di guarigione da una malattia cambiano da paese a paese. Per questo serve un'Unione Europea della salute. Resta poi il tema dei diritti sessuali e riproduttivi della donna. Serve incentivare la ricerca e campagne di informazione su quelle malattie tipicamente femminili che per anni sono state ignorate e sminuite assecondando primordiali tabù. Ciò che manca è la consapevolezza che i diritti sessuali e riproduttivi sono a tutti gli effetti diritti umani. Vediamo bene ciò che sta accadendo in alcuni paesi, come la Polonia, per esempio, dove da oltre un anno l'accesso all'interruzione di gravidanza è praticamente vietato alle donne. Servono programmi di educazione sessuale affinché le nostre figlie e i nostri figli maschi sappiano gestire e decidere del proprio corpo nella maniera più sicura e consapevole possibile.